una cosa che non è comprensibile sia alle persone che alle istituzioni, che al farglielo capire alla società, è avere una malattia, avere dei problemi di salute e vivere da soli. Io è da anni che vivo da sola, una vita praticamente. Ed è una cosa talmente rara, talmente strana, che anche ad immaginarlo è difficile, perché effettivamente come fa una persona con problemi di salute ad arrangiarsi in tutto? Per me è una cosa talmente normale che non so neanche come spiegarlo, non è facile. E infatti psicologicamente io non sto bene, non sono mai stata bene psicologicamente quanto fisicamente. Sto anche bene nella mia solitudine, tanto che quando sono troppo in mezzo alla gente mi vengono degli attacchi di panico o ho bisogno dei miei spazi dopo un po', anche se tipo convivo o no? Qualcuno viene a trovarmi per molto tempo, poi ho bisogno della mia libertà, della mia solitudine, perché ormai ci sono abituata. Questa cosa per molti anni e anche tuttora mi sono sentita dire che sono bugiarda o non lo so, che non mi danno abbastanza percentuale di invalidità o non prendono con serietà le mie problematiche perché pensano che io riesco ad arrangiarmi, io sia indipendente, quando in realtà non lo sono. Però con la mia pazzia, con la mia immaginazione riesco ad affrontare meglio la realtà, o almeno cerco, no, di sorridere. Il non farmi prendere seriamente le persone, no, che non mi credono, non ho i miei diritti, sto aspettando ancora delle cose, a me dà tanta rabbia. Scusate, ma a me dà tanta rabbia. Io mi arrabbiavo tanto, ma tanto, per farmi prendere seriamente. E quando vedevo che spaventavo le persone, ehm, vedevo dei risultati poi, dico, vedi, arrabbiandomi, però non facevo del bene a me stessa perché arrabbiandomi mi viene la tachicardia. Quindi cosa deve fare una persona? Deve star male, deve arrabbiarsi fino a star male per avere